Marco? Marco, mi senti? Io non ti sento. Ok. Dimmi come si vede, aspetta. Mi devi dire dove andare, mi devi guidare. Destra. 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 Premi sopra. Premi sopra. Ok, gira ora. Ok, girala un po' di più. Verso dove? Va verso di te. Ok, spostati. Tasto destra, destra. Ok, sopra. A posto, torna.
La magia del beach soccer continua e riparte da Cirò Marina, sesta tappa della stagione, la prima e unica per quanto riguarda la Serie A femminile. Si dovranno decidere le due finaliste che si giocheranno la vittoria del campionato domenica 30 luglio, buon pomeriggio da Peppe Di Giovanni e Gigi Mardente. Ciao un Peppe. piacere averti qui Gigi per questo Cagliari Catania che apre la stagione di Serie A femminile, ma nella mente, degli occhi ancora dei tifosi e delle giocatrici del Cagliari c'è quella coppa che hanno abbracciato le ragazze del Cagliari, primo trofeo assoluto nella storia del Cagliari fra maschile e femminile, la Coppa Italia vinta nella finale con il Lady Terracina. Sono sempre le donne a portare le cose per prima, quindi è successo anche al Cagliari, perché le donne sono speciali, le donne sono differenti. Un trofeo ha vinto alla fine di una finale fantastica, sotto 2-0, ripresa e vinta alla fine con quel gol di Sacchi. Ecco, Sacchi per alcuni era un oggetto misterioso, tu invece la conoscevi bene, il mondo del beach soccer femminile la conosceva bene perché si era già fatta notare molto all'Euro Winners Cup qualche anno fa. Sì, perché una volta all'Euro Winners Cup andavano 3 italiane, le 2 di Terracina e la Locrians, e in quelle 2 edizioni di Euro Winners Cup in cui le italiane la facevano anche da padrona, se vuoi, Sacchi si mise in mostra con 2 squadre spagnole, il Melilla la prima se non ricordo male, il secondo francamente non ricordo con chi giocasse, ma comunque si vedeva che era una giocatrice importante, incontrata poi da me al mondiale in Turchia, giocava col Giappone, capocannoniere di quell'edizione. Gli arbitri della sfida sono Pancrazzi di Ragusa e Roberto di Lamezia Terme. Per il Cagliari sostanzialmente la stessa squadra che ha appena vinto la Coppa Italia a Catania, con Privitera come capitano, Ruotolo, Saggian, Olivieri, Vecchione, Diodato, Maiara, Radu, Sacchi e Borrelli a disposizione di Cicerani. Per quanto riguarda il Catania, già c'erano poche rotazioni nella tappa di Catania, ce ne sono ancora meno in questa tappa. Catania che domani alle 20:30, vale la pena ricordarla, telecronaca di Matteo Santi, sarà impegnato domani a giocarsi la Supercoppa contro il Genova alle 20:30, orario perfetto visto il caldo per giocarsi un trofeo. No, è vero, hai ragione. Si sta benissimo. Si sta benissimo. In 6 è dura, ragazzo, in 6 è dura. Proprio con questa temperatura una sola rotazione è dura, anche perché il Cagliari invece può contare su più rotazioni, e poi tra queste se nel Catania c'è una ragazzina del 2007 che aveva già giocato in Coppa Italia, vale a dire Aurora Saraniti, con Todaro, Suriano, Finocchiaro, Lot e Vis, che sono le 2 olandesi. Lot che ha tenuto in vita la prima gara della Coppa Italia del Catania facendo una grande doppietta con il Lady Terracina, portandola ai tiri di rigore. Poi nella gara di ritorno sono valse le rotazioni per il Lady Terracina, che ha probabilmente 2 quartetti dello stesso livello, e lì ha passato il turno. Assolutamente sì, analisi giustissima la tua, però occhio a questo Catania perché non molla mai, e innanzitutto sulla sabbia è davvero una buona giocatrice, se la mangia, e quest'anno è anche molto migliorato sui piazzati, e l'abbiamo visto in Coppa. Primo pallone della partita lo gioca il Cagliari con Privitera e Vecchione, le due che si sono rese protagoniste della foto in stile Lewandowski, cioè senza veli, sul letto, coperte, con la coppa, quella moda che lanciò Lewandowski dopo la Champions League del 2020. Meglio loro di Lewandowski. Avrebbero potuto fare anche di più. No. Primo pallone per il Cagliari con Privitera che alzerà per Vecchione. Occhio però che in realtà già l'anno scorso il Terracina con Altobelli aveva spoilerato, sicuramente aveva tirato fuori questa cosa. Vecchione prova a calciare piazzando con il destro, finisce sul fondo la sua conclusione. C'è una partita della partita, un retroscena nel retroscena, l'amicizia fra Elenia Todaro, capitano e lottatrice enorme della Catania, e Veronica Privitera. Si conoscono praticamente da sempre le due. Intanto Lot va a difendere questo pallone, lo lancia in profondità dove c'è il ministro della difesa del Cagliari, che è diventato anche ministro dell'attacco visto il gol pesantissimo del 2-2 nella finale di Coppa Italia. Stiamo parlando di Claudia Saggion, giocatrice pazzesca perché ha una qualità infinita, quindi ti imposta il gioco come vuole, sa anche calciare, sa difendere egregiamente, forse una delle migliori giocatrici di beach soccer in circolazione. Probabilmente la lettura fa la differenza, no? Ha una lettura incredibile sin dai primi anni in cui io ho avuto il piacere di allenarla, era questa la sua qualità migliore, proprio la lettura. Non sapeva calciare sulla sabbia, non sapeva correre sulla sabbia, ma si vedeva che aveva una lettura differente rispetto alle altre. Che quintetto ha il Cagliari? Beh, di assoluto livello, e pensare che c'è Sacchi in panchina, davanti c'è Olivieri che è una giocatrice difficilissima da marcare perché abbina fisico, capacità anche in rovesciata e abilità tecniche. Fastidiosissima, puzzolente, le definisco io così, perché giocatrice di grande temperamento, non molla mai, e soprattutto è una professionista troppo seria. Dall'alimentazione all'allenamento delle ore 7 in solitudine, Giulio Olivieri un esempio per tutti.
Rimessa laterale per il Catania, in area si muove Finocchiaro, palla giocata all'indietro su Todaro, salta male per la numero 8, propone per Finocchiaro la testa di Privitera ad anticipare il suo portiere. Olivieri poi prova a tenere questo pallone, un po' dise nell'approccio. Il Cagliari lo abbiamo visto in tutte le partite di Coppa Italia, non parte mai benissimo, non ruba l'occhio per come gioca, ma è una squadra che ha proprio il killer instinct nel momento in cui la deve chiudere. Secondo me i primi minuti per loro sono fase di studio per capire l'avversario, per calpestare la sabbia, per stabilire come entrare. Ecco, come in questo caso che Vecchione, Privitera scusi, prende Claudio in mezzo, poi palla a Vecchione. Attenzione a Vecchione che va sul destro, cerca la conclusione, buona parata doppia da parte del portiere del Catania. Interviene molto bene su questa conclusione Vis, che risponde al meglio su questa doppia conclusione di Vecchione, che quando va a giocare sul piede forte che è il destro crea problemi a chiunque. Sagion. Sono passati pochi minuti e già il Catania non abbassa la prima linea, rimane su e poi è un 3 contro 3. Oltre alla metà campo è entrata prima Sagion sul passaggio di Privitera, adesso Sagion ha condotto palla praticamente in maniera solitaria. Come la può girare questa gara il Catania, che parte sfavorito per tanti motivi, anche per le rotazioni? Cosa faresti tu se fossi Mario Giuffrida? Quello che ha fatto il Terracina in finale di Coppa, una grandissima difesa, quasi a rinunciare a fare anche un'azione offensiva. Lì secondo te non è stato troppo rinunciare? Terracina sì, ma il Catania oggi non avrebbe altra alternativa secondo me, difendersi e poi provare con qualche occasione sporadica a metterla dentro. Però sicuramente la prima cosa che deve fare è provare a non prenderle messa lì con grandi diagonali. Conduzione di Privitera che prova ancora a giocare su Olivieri, non può arrivarci Olivieri sulla copertura di Todaro, che al di là delle rotazioni ridotte, praticamente già con le rotazioni a 8 della Coppa Italia faceva 36 su 36 o poco ci mancava. Vecchione porta il pallone, glielo porta via Lot, altra giocatrice imprescindibile per il Catania. Perché? Perché riesce anche a calciare da lontano e non è comune, e a guidare la transizione da difesa a attacco. Fisicamente è una giocatrice differente, perché è una giocatrice che corre molto anche a futsal, perché è una giocatrice di futsal, ha vinto campionati di A2 e Coppa con il Bitonto, quest'anno era la VIP Tombolo, è una giocatrice che della gamba fa il suo forte. A proposito di futsal, ecco Privitera che piazza il destro, finisce sul fondo. Tu la conosci perfettamente, Veronica, la sua adattabilità al beach soccer nasce da lontano, cioè lei praticamente sulla sabbia si è subito trovata a suo agio. Vabbè, è catanese e quindi Catania, Terracina, queste terre qui in cui tu l'estate, anche quando non vuoi, è innato, sì, ti ritrovi a giocare a beach soccer, vuoi o non vuoi lo prendi, e francamente Privitera mi piace molto più a beach soccer che non a calcio a 5. Qui pallone per Kushiyama Saki, gol in tutte le partite di Coppa Italia, l'andata e il ritorno con il Genova, e non è stato facile per il Cagliari arrivare alla finale, soprattutto nella partita d'andata. Grande partita della squadra di Rossetti. Saki ha deciso le due gare e poi ha deciso anche all'extra time la Coppa Italia. Dimostra di avere una calma che anche qui è tipica dei giapponesi, cioè nei momenti che contano non si scompone, gioca a testa alta con serenità. Adesso deve superare lo shock di Ciro, perché prima mi ha detto nella partita: io ho visto cose qui che in Giappone non esistono minimamente, e quindi sa che se riesce a superare questo momento anche in questa tappa può fare tranquillamente bene. Può ripartire il Catania con Vis e Lot, ancora sull'altra olandese il portiere del Catania, lancia lungo, interviene Maiara a cancellare il primo controllo di Finocchiaro, rimessa laterale proprio per la numero 9 del Catania. Io vi ricordo che ripartirà anche la pool scudetto al termine di questa partita, tutto in diretta YouTube sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Alle 18:30 c'è il piatto forte della giornata, il recupero della prima giornata, l'ennesima sfida fra Catania e l'Energy Pisa. Alle 19:45 giocheranno i padroni di casa, si può dire così, dell'ICR Lamezia contro l'Alza Lab Napoli, anche se ci sono 2 ore piene di strada fra Lamezia e Ciro. 2 pienissime. Intanto la differenza fra Olivieri e Sacchi: Olivieri attacca la prima linea molto bene, praticamente anche quando gli parte il centrale lui le rimane a pressare il portiere per una sorta di zona press, invece Sacchi è molto più individuale. In questo il Catania si deve attaccare a questa giocatrice qui, a Nancy Lott, fino a quando lei avrà ossigeno, allora forse se la può giocare. Sagion a proteggere questo pallone, c'è Saraniti che la pressa, porta il pallone da una parte, Saraniti rimane lì, ancora Sagion propone per Sacchi, ottima la diagonale di Finocchiaro, arriva Maiara a calciare, era complicato, palla sul fondo, rimessa dal fondo per il Catania che non sta soffrendo troppo. No, sento fresco anche adesso, perché ho visto una cosa mai vista, cioè Sagion condurre palla a testa alta sulla spiaggia, solo lei e Zico.
palla lunga per Finocchiaro che prova a gestirla sulla pressione esterna. Finocchiaro, non c'è spazio per nessuna giocata. Olivieri e Sagion poi raddoppiano il pallone per Saki, può sfidare Todaro, passa su Todaro, c'è il fallo di Elenia Todaro su Kushiyama Saki. Occhio perché sarebbe andata via, cartellino giallo inevitabile per Todaro. Fallo classico, fallo tattico. Attenzione perché Saki sui piazzati ha segnato tutti i gol che ha fatto in Italia. Ha una percentuale del 90% e questo fa la differenza nei giocatori di beach soccer, amico mio, perché quando tu sul piazzato fai gol è già tanta roba. Nel femminile vale 13 volte se parliamo di più. nel maschile, Gori sul piazzato e rovesciata ci ha costruito una carriera leggendaria. E Saki su questo fa 90 su 100 e quindi il fallo su di lei non è consentito. Intanto un'altra notizia è uscita Sagion. È uscita Sagion probabilmente per rifiatare un breve stint con Sagion fuori, praticamente imprescindibile nonostante il Cagliari sì le ha le rotazioni. Posizione buona per Saki che può calciare sia sul primo che incrociata con la battuta sul secondo palo. Sul primo palo Vis non tocca la palla, scheggia il palo. Insomma, gran conclusione di Kushiyama Saki che la porta, la prende sempre. Occhio che calcia anche d'esterno, spesso va a calciare proprio così, d'esterno, sulla sabbia, direttamente dal Giappone. Olivieri tocca dietro, Vecchione lascia lì per il portiere, lancio profondo a cercare la verticale dove Olivieri arriva su questo pallone e calcia. Vis blocca. Possiamo dire che Vis è un portiere molto bene, molto interessante. Ha già fatto delle cose ottime da top parate nelle gare giocate a Catania. Qui il pallone lungo per Saraniti che prova a passare in mezzo a tre, non ci riesce. Allora Olivieri vuole proporre per Saki, ancora Saraniti a gestire, perde questo pallone sull'attacco di Olivieri, fallo di mano giudicato dai due arbitri. Una buona notizia per il Catania perché stavano ripartendo in due ed erano Olivieri e Saki. Cosa cambia con Olivieri e Saki insieme nel Cagliari? Niente, perché Saki sta uscendo ed è sicuramente una via sperimentale da parte di Alessio Cicerani, cioè cerca di capire se all'interno dei quartetti possono rientrare anche loro due insieme ed è giusto che lo faccia oggi visto che la tappa è lunga e francamente ci sono 47 gradi più IVA, ci sta, anche se non l'ha ancora sbloccato. Calcio di punizione per Elenia Todaro, ottima tiratrice dalla distanza, siamo praticamente in linea con l'immaginario cerchio di centrocampo, in linea con la bandiera rossa che delimita la metà campo. Todaro ha già provato più volte a far male dalla distanza nella Coppa Italia, vediamo se ci riesce anche in questa Serie A. Parte Todaro in porta, la palla non si abbassa, era una buona idea, non sorprende Ruotolo che ha tutto per guidare la difesa, fisico, qualità del portiere, uscita da dietro e personalità. Assolutamente, e calcolo che il Cagliari alla fine del primo tempo può permettersi il lusso di levarla via e mettere Radu, che insomma che non è da meno, cambia poco. Secondo me negli uomini il Cagliari è la squadra più forte, negli uomini nel senso negli atleti, nelle giocatrici. Vessa va al lancio profondo, cerca la verticale per lo scatto di Desiree Suriano, non può arrivarci la numero 6, allora sarà rimessa dal fondo, anzi laterale per il Cagliari, ma è come se fosse dal fondo visto che se la riprende in mano Ruotolo questa palla. Maiara viene anticipata da Saraniti che poi si sposta verso il centro. Brutto fallo di Maiara che poteva accompagnare, no? Assolutamente sì, devi accompagnare a quell'altezza, non devi mai mettere il piede, devi mettere il corpo, devi scivolare con lei e chiudere porte. Invece fa fallo, un fallo brutto. Saraniti che 2007 non c'era al rigore di Grosso, è nata dopo, forse è nata a seguito del rigore di Grosso, fammi fare i calcoli, no. Ci ho messo un po' troppo, quindi ci hanno pensato un po'. E occhio che è entrata Robertina Diodato, e dopo questo calcio pensato ti dico la storia di Robertina Diodato. Che è una bellissima storia e quindi ce la puoi raccontare. Seguiamo però la punizione di Saraniti, se l'è conquistata con caparbietà, la numero 7, la rookie del Catania che ha già messo parecchi minuti in Coppa Italia. Saraniti contro Ruotolo, posizione molto vantaggiosa per chi calcia, visto che siamo quasi nei pressi della bandiera gialla che delimita l'area di rigore. Pronta Saraniti a calciare con il destro, tira sul primo palo, non fa il passetto che condanna il portiere Ruotolo, arriva su questo pallone, rimessa laterale per il Catania. Questa è una bella parata ed anche un bel tiro, non dimentichiamoci che è una 2007, quindi anche come struttura muscolare che sulla sabbia è fondamentale, non può
essere al top. Dicevo, Robertina Diodato che si è rotta prima il crociato, è rientrata, si è rotto il menisco, è rientrata, gravissimo incidente, 3 mesi di ospedale, ha rischiato di perdere il piede, non l'ha perso, non ce l'ha totale, però è lì con quella fascia sulla sabbia. Onore a lei che ha lottato, non si è arresa. E peraltro continua a fare prestazioni di ottimo livello. Qui accompagna l'azione di Vecchione che punta e salta Todaro, propone il pallone al centro, non si intende con Diodato che aveva attaccato il secondo palo con un movimento quasi da 2-2, da terracina, no? Quel movimento profondo che va a attaccare il palo fino allo sfinimento. Rimessa laterale per il Catania che ha giocato un ottimo primo tempo, sfruttando un atteggiamento mentale del Cagliari che secondo me viene e dalla vittoria della Coppa Italia, che un po' ti riempie, e dal fatto che magari il Cagliari non ha approcciato benissimo questa partita, forse è convinta che sarebbe stata troppo facile, così non è, soprattutto sulla sabbia. Brava qui Robertina. Sì, qui Diodato prova la conclusione di controbalzo, la demi volée che non riesce alla numero 11. Dal fondo c'è Vis che può ripartire probabilmente da Lot, la va a prendere alta Diodato. Lot torna da Vis che ha buona qualità anche nel palleggio, lo osserviamo qui però non riesce a fare cose all'altezza del suo nome. La passa di fatto a Ruotolo che propone per Privitera, controllo di Privitera, un po' sfortunata, la palla rimbalza sulla sabbia e sfugge dal controllo di Privitera. Se Vis è buono coi piedi, allora il Catania deve provare a tenere la palla e a rifiatare con lei, perché poi altrimenti si fa duro nel secondo e nel terzo tempo. Siccome nel primo arretto gestisci la palla, palleggia un po' con lei. Certo, chiaramente più va avanti la partita, più i problemi di rotazione del Catania possono venire fuori e il Cagliari soprattutto può entrare in partita, perché hai detto giustamente della pancia piena fisiologica post Coppa Italia, poi ti rendi conto che sei 0-0 con una squadra sulla carta inferiore e allora lì spingi. Assolutamente sì, perché anche i quartetti saranno diversi. Ha provato molto Cicerani adesso, secondo me nel secondo e nel terzo non farà così, si affiderà alle migliori per vincere la partita. Lotta a difendere contro Vecchione, poi arriva sul pallone Todaro e Pancrazzi dice che basta così per quanto riguarda il primo tempo. Breve analisi Gigi. Tanto il Cagliari che ci aspettavamo non è ancora arrivato. Il Catania ha messo la garra e ha portato 0-0 alla fine del primo tempo. È un Cagliari che deve ritrovarsi soprattutto mentalmente, perché non ha fatto quello che può e deve fare. Ricordiamo che è già fondamentale questa partita, gruppo B con 3 squadre, c'è anche il Genova, è un triangolare con gare di sola andata. Chi vince il girone gioca con la vincente nell'altro raggruppamento a 2 fra Terracina e Lady Terracina, e sarà un grande derby e ve le racconteremo tutte sul nostro canale YouTube. La finale si gioca alle 16:30 domenica 30 luglio su DAZN. Break per noi, torniamo fra poco.
Ancora qui per la fase centrale di questo Cagliari-Catania, una Catania che ha retto bene nel primo tempo, ha anche proposto qualcosa a livello offensivo, soprattutto sui calci piazzati. Ma abbiamo detto insomma che il Cagliari non è una squadra che ruba l'occhio per come gioca, è una squadra però che ruba l'occhio per come para il suo portiere. Bravissima Radu, che è subentrata a Ruotolo su Nancy Lott, che ha questa centrata come giocata principale. Buongiorno, benvenuto, mi chiamo Sabina Radu e sono appena entrata. Una parata da top parate, quella di Radu all'inizio del secondo tempo di questa prima gara di Serie A femminile fra Cagliari e Catania. Riparte il Cagliari con Olivieri 1 contro 1, prova a passare, cerca il destro, pallone che finisce alto sopra la traversa, ma insomma quello non è che iniziata colpisce, niente male, anzi quello che non colpisce, Gigi, visto che tu la conosci perfettamente, è che Nancy Lott sulle centrate di inizio partita o che arrivano dopo un gol calcia quasi come Eudin, siamo lì. Calcia benissimo e ha una facilità di corsa incredibile. Ora il Cagliari deve capire che la capacità di adattamento qui conta. Non puoi giocare a beach soccer quando non ti seguono. A volte basta fare quello che magari non sei più abituato a fare. Per esempio mi riferisco a Sagion. È inutile che provi a fare il gioco che sei abituato a fare. Basta dar palla e tagliare. Non ti seguono perché sono stanche, perché non possono venire dentro. E allora un 1-2 è più che sufficiente per entrare. Quello che sta facendo il Cagliari a poker si definirebbe slow play, no? Sta cercando di tenere un po' il ritmo basso, di non alzare la posta in palio, però con questo ritmo anche le poche rotazioni del Catania possono tenere in vita la partita. Assolutamente sì. In questi casi è una di quelle partite più brutte da giocare, perché ti disabitui poi, no? Dopo che giochi ad altissimo livello, a giocare contro una squadra che giustamente non fa un grandissimo beach soccer nemmeno in fase difensiva, perché con queste poche rotazioni è incredibile, anzi è impossibile, anzi complimenti a loro. E allora tu ti devi adeguare, devi fare quello che facevi quando non giocavi nemmeno tu. 1-2 dentro, 1-2 dentro. Rimessa laterale per il Cagliari con Privitera che sembrava più rilassata all'inizio della partita, adesso volti un po' più tesi in casa Cagliari, c'è però tutto il tempo da entrambe le parti per poter sbloccare la partita. Privitera a gestire questo pallone, ad andare da Claudia Saggione, si è vista poco la sua regia oggi in fase di impostazione. Il Catania ovviamente aspetta, perché il problema è sempre quello, no Gigi? Il ritmo comunque non decolla e non si devono abbassare al loro ritmo, non devono fare il loro gioco. Brava qui il Catania in questo cambio di marcatura, sta difendendo anche meglio in questo secondo tempo il Catania. Qui non segue l'uomo, la numero 9 Saggiona prova la conclusione, destro che finisce in braccio a Vis, che va a mettere in moto Saraniti, tanto minutaggio per lei. Saraniti resiste a Vecchione, cerca il destro, non è un granché. Radu si accartoccia sul pallone, la abbraccia questa palla, la rigioca su Saggion. 2-1 adesso per il Cagliari. Guarda come Vecchione gioca quasi intermedio qui vicino al centrocampo per provare ad aprire la difesa del Catania, però come ti dicevo prima forse è più facile di quanto loro possano mai immaginare, però non riescono a farlo, anche perché in questo momento adesso sente anche un po' di paura, e perché il Catania non molla mai. Onore al suo allenatore e a queste giocatrici, non mollano mai. Vis ripassa da Elenia Todaro, nuovamente su Vis, attaccata da Vecchione, cerca una verticale, palla ingiocabile per chiunque, finisce direttamente sul fondo, rimessa dal fondo per Radu. Saggion vicino anche con Previtera. Ci sono spesso le due del Cagliari che a basso ritmo continuano a passarsi la palla fra loro per poi cercare, no, di far saltare una rotazione. Fanno questo, però ti ripeto, in questa fase è anche difficile da capire. Stanno giocando 2-2, 2-1-1 perché Olivieri e Vicchione stanno troppo vicini, invece devono giocare come il primo tempo, 3 basse secondo me con un pivot, e basta che Saggion parte senza la palla, non la seguono e sarà sola in mezzo. Calcio di punizione per il Catania, e qui ce l'hai spiegato Gigi, era facile difendere perché la giocata era scontata, Finocchiaro è andata lì, è arrivato per prima e si è presa il calcio di punizione. E da questo punto di vista sono belle maliziose, belle furbe le ragazze del Catania. Stanno facendo la loro onesta partita. Complimenti a loro. Ma di partite ne hanno sbagliate 0 da quando è iniziata la stagione. Hanno fatto un'ottima finale per il terzo posto. Le due partite con le di Terracina le hanno giocate praticamente alla pari. Chiaramente hanno un po' pagato con l'andare della seconda partita. Non dimentichiamo che di là c'è una come Pisa che ha fatto 5 gol in 2 partite. E onore a merito a loro che con 40 gradi stanno giocando in 6
E poi onore e merito al mio pubblico calabrese, perché sono Sì, straordinario. fuori onda prima di una cosa Straordinario. fantastica. Straordinario. Guardate quanta gente c'è con 40 gradi. E allora stasera ci attendiamo il tutto esaurito, il sold out alla Beach Arena di Cirò Marina. Qui intanto Izzo calcia in porta, Maiara Izzo, palla che va a toccare la traversa. Questa è un'occasione concreta per il Cagliari, nasce da un break di Maiara Izzo. Eh sì, non nasce da un gioco, ma nasce da una palla recuperata, vedi? Quindi per loro adesso in questo momento è più complesso fare gol con il gioco rispetto alla Al break. transizione o al break, una palla recuperata, una seconda palla. Eccolo qui, un altro pallone recuperato in spaccata da Kushiyama Saki. Adesso Privitera ha alzato la posizione perché è entrata Maiara che va a giocare accanto a Sagione. Allora Privitera agisce leggermente alle spalle di Kushiyama Saki. Finocchiaro cerca la sua giocata, che è questa semi rovesciata difficilissima. L'ha provata un paio di volte con l'Ilea di Terracina in Coppa Italia. Ha colpi interessanti Finocchiaro. Anche la ragazzina del 2007. Il Catania può guardare avanti, soprattutto dopo aver trovato questo portiere e Nancy Lott, capitano morale di questa squadra. Anche Qui se il capitano reale il capitano reale è Non Todaro scherzo. che butta via questo pallone. Rimessa laterale per il Cagliari. Beh, Todaro, Lott dietro è un po' un total package, no? Perché Lott ha altezza, ha esperienza, ha potenza. Todaro baricentro basso, ma è difficile da superare. Assolutamente sì, è bella tosta. E mi dispiace da amante del femminile che questo Catania non abbia almeno un paio di rotazioni, perché ci sarebbero divertite in tutta la competizione. E siamo ancora 0-0, amico. Vis tocca vicino su Todaro, chiama il pallone Saraniti davanti, Sagion, la lettura di Sagion che può trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Calcia forte, probabilmente sarebbe andato in porta, interviene Todaro, poi la semi rovesciata di Privitera fuori dalla Beach Arena. Eccolo il break di prima con Sagion che interviene. Non c'è costruzione, c'è break e hanno fatto un'azione. Devono trovare la costruzione adatta a questa partita. Qui salta una rotazione, entra in ritardo Suriano, ma il Cagliari non porta la palla di là e allora si perde la possibilità di giocare per un attimo in superiorità numerica. Rimessa laterale per il Catania ancora nella prima costruzione. È un po' lento il Cagliari e soprattutto impreciso. Sagion ha chiesto il cambio e ti assicuro che se Sagion chiede il cambio a questi caldo. ritmi vuol dire che fa veramente caldo. Sagion alleggerisce per Radu che manda la palla davanti verso Maiara. Maiara in area, prova a mettere al centro, interviene Vis che lancia in avanti per la corsa esterna da parte di Suriano, prova a passare Vecchioni. Che che sporca ragazzino la giocata. interessante. Hai visto come ha stoppato la palla, con che eleganza, con che classe. Bene, applausi al Catania. Se Sagion chiede il cambio e ha rotazioni, cosa sta facendo il Catania, amico mio? Cosa sta facendo il Catania? Calcio d'angolo per Suriano, mette la palla non forte, non colpisce bene. L'intervento di Rado che può far ripartire il Cagliari profondo a cercare Maiara, una sponda che stava diventando un tiro. Qui non si intendono perché sa che aveva tagliato sul primo palo, Vecchione non ha fatto in tempo ad arrivare sul secondo. Assolutamente sì, l'hai letta bene, amico mio. C'hai il cappellino. Ho studiato però sei da te. bravo. Todaro, palla lunga, colpo di testa di Maiara. Poi Lott vuole calciare verso la porta. Ancora Maiara che è entrata con un ottimo approccio in questo secondo tempo. Poi Olivieri, frana addosso a lei il difensore del Catania, che in questo caso è Todaro. Calcio di punizione per il Cagliari. Secondo me il Catania voleva un po' stoppare il gioco perché stava andando in sovraritmo. Potrebbe essere l'unica spiegazione plausibile, perché non c'era altro che aspettare. Sì, è franata Invece addosso proprio. è entrata in maniera scomposta. Ma amico mio, sono 20 minuti che giocano sotto i 40 gradi sulla sabbia. Io sto morendo solo a guardarle. Anzi, se hai qualcosa da bere che non sia alcolico, adesso per me ci facciamo, no, alcolico zero. Calcio di punizione per il Cagliari con Olivieri che è pronta a calciare. Siamo all'altezza dell'immaginario centrocampo. Olivieri può andare a calciare con il destro, alto sopra la traversa. Stiamo vedendo un sacco di conclusioni alte, spesso col corpo all'indietro delle giocatrici. Assolutamente sì, questa l'hai vista anche benissimo. Troppa anche la montagnetta, un po' più basso, così come il corpo, anche perché lei calcia sempre Però di quei collo Gigi secco. Roberto Pasquali ti smentirebbe, visto Perché che è dice- il maestro della montagnetta enorme. No, io mi riferivo alle caratteristiche di Giulia. Per quello che per come calcia lei, poco Non più è basso. buono. Poco più basso, perché la prende di collo pieno e le piace sempre la montagnetta non troppo alta. Si Ecco, adesso gioca può con calciare. Olivieri che va a calciare con il destro, stavolta senza montagnetta, ma prende la buca. Palla che finisce sul fondo, rimessa dal fondo ancora per Vis.
cerca Saraniti, buon controllo su di lei Vecchione, 7 contro 7, Saraniti contro Vecchione, prova a defilarsi, c'era doppio di Saki, ha bisogno di aiuto, di sostegno Saraniti che continua a proteggere questo pallone, Suriano prova a dare una mano, Vecchione la porta via, allora Saki vuole capovolgere l'azione, non c'è fallo su Saraniti, arriva Todaro che può calciare, palla che viene stoppata da Maiara, confusione, Maiara ricama per Radu. Non ha avuto la lucidità qui di servire la compagna che invece era sola e sfruttare meglio questo break. Vecchione va sul piede forte, Vecchione in area, poi esce dal primo blocco, ancora Vecchione prova a girarsi, a gestire, ancora Vecchione, va in rovesciata, Saki viene anticipata, Maiara interviene su questo pallone, mette al centro per Saki, palla ingiocabile, interviene Vissa che dice alle sue compagne di aspettare un attimo e di non forzare la giocata. Ricomincia da Lot a gestire il pallone, a giocarlo per Todaro, all'indietro per il portiere, ancora Vis verso Suriano contro Maiara, Suriano prova a passare, resiste a Vecchione, calcia in porta, gran lavoro di Desiree Suriano. Incredibile, quanti applausi si sprecano per questo Catania, brave, occhio al Cagliari, mai cambio a palla dell'avversario, perché 2 o 3 volte sono andati in inferiorità proprio per fare il cambio. Privitera rovesciata, non trova il pallone, ma c'è opposizione illegale di Todaro che ostacola attivamente la rovesciata, secondo la decisione di Pancrazzi, decisione al limite possiamo dire, no? Se la rivediamo mi faccio un'idea migliore. Non la possiamo rivedere, mi sa. E allora no? ti dico che è quello che vuoi tu. Che vuoi detto? No. devi dire quello che vuoi. Onestamente anche a me sembrava dubbia. Faccio il telecronista serio. E l'arbitro era posizionato meglio di noi. Calcio di punizione per Privitera. Todaro infatti continua a alzare le braccia come a dire non ho fatto niente. Punizione per Privitera, e questa è una posizione pesante perché Gigi arriva da una posizione invitante per il capitano del Cagliari. Per l'esperienza, per la personalità che ha, la deve sbloccare. Vissa scalpita, rimane sul posto, può avanzare essendo un tiro libero, non un calcio di rigore. Parte Privitera, una fotografia alla Catania, calcia fortissimo, pietrificata Vis, Cagliari in vantaggio, e chi se non lei, Veronica Privitera. Sotto l'incrocio con telefonata a casa, te l'avevo detto, per la personalità e l'esperienza che ha la deve sbloccare, perché adesso hanno toccato la vetta, guardano giù ed è tutto in discesa. Quasi sotto l'incrocio dei pali. Lì ti aspetti anche il secondo palo, invece che l'ha messa lì sotto dove non puoi arrivare. Nancy Lotto non calcia, occhio. Qui può andare Todaro, altra buona tiratrice, non è buona l'alzata però per lei, che quindi deve riciclare questo pallone, palla che sbatte addosso a Finocchiaro, arriva Diodato, poi Lotto mette tutti d'accordo, butta via il pallone, sono scaduti i 12 di questo secondo tempo, siamo nel pieno tempo di recupero. Vecchione a condurre questo pallone, ancora Vecchione, l'aspettano lì, più larga Diodato, palla proprio per la numero 11, movimento e contromovimento di Vecchione. Adesso il Cagliari porta solo una giocatrice davanti, che è Privitera, gioca praticamente senza pivot la squadra dei Cicerani. Sagion ricomincia da Vecchione, Sagion vuole muoversi per attaccare la profondità, palla parcheggiata a destra da Diodato, continua a difendere basso il Catania nonostante lo svantaggio. E ci sta tutta, e poi se la linea di impostazione della fase di costruzione del gioco è praticamente dopo la linea metà campo, è chiaro che il pivot non può stare a centro aria, deve stare largo in banda o in fascia. Conduzione di Saraniti, buona sulla pressione di Sagion, la palla dentro però un po' arretrata per Finocchiaro, se la prende Privitera che prova a condurre, palla a terra sulla sabbia, è complicato su di lei Todaro, non c'è più tempo per concretizzare la giocata, finisce anche il secondo tempo, l'ha sbloccata il Cagliari sul calcio piazzato. Poco accelerato, i quartetti sono stati diversi e te l'avevo detto, l'ha sbloccata Privitera con un calcio piazzato, è tutta una questione mentale, però il Catania sta facendo una partita straordinaria. Break per noi, torniamo per l'epilogo. Vi ricordo che se dovesse finire pari al termine dei 36 regolamentari si andrebbe all'esecuzione dei tiri di rigore al meglio delle 5 trasformazioni. Piccolo break.
Centrata per il terzo e decisivo parziale per il Catania. Sul pallone ci sono sempre le solite note. Lot e Todaro sul primo pallone del secondo tempo. Riparte con in quartetto Sacchi il Cagliari. Destro in porta che va a toccare la traversa. Insomma, calcia Lot o calcia Todaro, la porta si prende sempre. Assolutamente sì, parietto simpaticissimo tra il secondo e il terzo tempo. Mister Giuffrida che fa bis, ce la fai insomma. Forza! Anche che l'alternativa non c'è, Gigi, perché non ci sono portieri in panchina per il Catania. Ma spirito fantastico, il mister bravissimo, ha fatto dai, forza, con un sorriso enorme ha ripreso la sua ragazza. Vecchione a portare il pallone, non c'è pressione attiva su di lei con Saraniti che aspetta. Vecchione ancora a gestire e a cambiare sulla parte centrale dove Previtera può aprire sulla destra. Sulla destra primo 1 contro 1 della partita per Borrelli che vuole tenere questo pallone, non c'è spazio però per affondare. Lot l'aspetta lì, alleggerimento per Previtera che può correre, la segue Finocchiaro, ancora Previtera, propone al centro, non c'è nessuna deviazione dal fondo. Vis che è rimasta in campo. Bravissima Sacchi che si mette in diagonale rispetto al laterale che punta in fascia e lei va sull'opposto per prendere un'eventuale imbucata. Dribbling buono di Lot che lascia lì Sacchi, ancora Lot a calciare. Previtera non la tocca, non sarà a calcio d'angolo, è tornata fra i pali Ruotolo che fa ricominciare l'azione di Previtera. Non ci sono segnali di cedimento del Catania, soprattutto non ci sono segnali di cedimento di Finocchiaro che continua a fare il tergicristallo fra due. Ma come fanno? La domanda è come fanno? Vecchione che poi riescono anche a riequilibrarsi in difesa, no? Riescono anche a riassestarsi nonostante magari qualcuno perde l'uomo. Questo perché il ritmo il Cagliari non lo manda su, ma lo tiene blando. Allora consente al Catania di fare la sua partita, che a questo punto, sai che ti dico, se la deve giocare perché è solo 1-0. Perdi 2 o vai a pareggio. Certo, Giocati. anche perché la pesantezza delle partite è enorme, sono 2 partite per arrivare alla finale. Sacchi, protezione, Sacchi vuole prepararsi per la rovesciata, opposizione stavolta attiva di Lot che va a disturbare Sacchi. Insomma, se sul primo fallo c'era qualche dubbio, su questo insomma deve stare mezzo metro più dietro. Poi non è un errore da Lot questo, no, non me l'aspetto da no, anche perché da lì Sacchi ricordiamo la regola per chi stesse vedendo per la prima volta il beach soccer: sulla rovesciata, quando l'offendente è in possesso di palla e prepara la giocata, chi difende può solo saltare in parallela senza ostacolare attivamente la giocata. Cosa viene agevolato ovviamente? L'attaccante, e lo spettacolo lo vedete nella nostra pagina Serie A Beach Soccer, che è una serie infinita di rovesciate. A quel punto non devi fare altro che staccarti e saltare. Stop. Ti piace quello che proponiamo sui social con il nostro team social, il nostro Pierluigi Grimaldi? No, non lo faccio, io non faccio niente. Però voglio dire, chi lo fa e chi lo fa per te è bello comune. Bravissimo. Sacchi che da lì ha fatto male. Kushiyama Sacchi, stessa posizione nella finale, stesso risultato, ancora quarto gol consecutivo per Kushiyama Sacchi, una sentenza mette a dormire anche il Catania. Sì, ciao, mi chiamo Sacchi, tutti a nanna, perché da lì non sbaglio. Questo calcio di solito ancora più basso, il pallone quasi raso terra. Qui Vis poteva fare veramente poco. Assolutamente nulla. Ancora centrata per il Catania, si è creato il primo vero solco fra Cagliari e Catania, 2 gol di vantaggio per la squadra di Cicerani, che sta amministrando e sta anche mostrando di partita in partita un'ottima solidità difensiva. No, ma poi la tenuta atletica, la tenuta mentale di queste ragazze, perché al di là dell'assetto difensivo quello che spicca è proprio l'atteggiamento mentale e la tenuta atletica. Centrata ancora per Todaro e Lot, che sono pronte a ripartire per il Catania. Vediamo cosa si inventano. Hanno creato i più grandi problemi al Cagliari proprio partendo da quella posizione. Todaro palleggia, non passa, allora Borrelli vuole innescare Sacchi, chiusura di Saraniti, partita enorme di Saraniti secondo me. Finocchiaro palleggia, rovesciata, non colpisce bene, Previtera scorta la palla e poi se la va a riprendere. C'è un premio coraggio per il Catania, un premio sforzo, un premio lealtà sportiva, qualcosa? Ricordiamo che le partite per il Catania saranno 3, perché giocherà anche la Supercoppa domani alle 20:30. Quanto può incidere il fatto che il Genova arriverà domani riposato e che il Catania, dopo questa fatica contro una squadra così, potrebbe arrivare sicuramente un po' in debito d'ossigeno? Può contare come si può contare, anche perché è la temperatura che
oltre alle rotazioni che fa la differenza. Tocchia Todaro. No. Parata comoda per Tranquilla, Ruotolo. Dicevi Gigi? Sì, certo che può contare, può fare la differenza assoluta, perché sai quanto ti pesano le gambe stasera? Beh. Esattamente. Adesso quanto magari pesi lo tu senti dopo meno, mangiare. no? Perché sei in trance. Qui pallone giocato da dietro con Suriano che allarga per Todano, finge di calciare ma ha letto la giocata Borrelli che le cancella il dribbling, tocca dietro per Fabiana Vecchione, può lanciarsi nello spazio per Vitera, palla buona per lei, vuole preparare la rovesciata sul fondo, ma una grande idea e una delle prime azioni manovrate belle del Cagliari. Una grande idea, qui si deve orientare meglio col corpo prima di partire, perché deve stare in diagonale alla porta, invece lei era dritta per Già dritta, dall'altra parte, scusa Gigi, con Suriano che aveva dribblato, Vecchione riesce a metterci il piede anche con esperienza, palla ora per Claudia Saggion, larga a destra c'è Vecchione, al centro Sacchi, palla aperta proprio per Vecchione, 1 contro 1 con Lot. Deve andare adesso Claudia, deve andare Saggion perché non è marcata, è rimasta su la sua marcatrice, allora doveva cedere palla o condurre verso la porta, con coraggio, con coraggio. Vissa manda la palla davanti, può diventare un'occasione interessante per il Catania, deve uscire fuori dalla sua zona di competenza. Ruotolo che arriva sul pallone, lo può giocare per Vecchione, scatto, uno dei 1000 scatti della partita di Desiree Suriano. Ovviamente la numero 6 lo paga un po', palla giocata adesso per Vecchione, Vecchione contro Lotta, alzata per Sacchi, prova a controllare 1 contro 1, Sacchi, intervento in spaccata di Suriano, rimessa laterale per il Cagliari. L'impressione per Gigi è che il Catania non sembra avere la freschezza ovviamente per provare a rimontare 2 gol a una squadra così. Assolutamente sì, anche perché poi ti abbatti anche psicologicamente, no? Perché poi non vuoi, il secondo l'hai preso su piazzato. Il primo pure. È il primo pure, e quindi sì, esattamente, il primo pure, allora ti girano un po'. Quando c'erano Olivieri e Sacchi dentro, guarda, e adesso però Sacchi è uscita, non riescono a tenere la linea dei tre in impostazione, perché sono due giocatrici che tendono ad andare lì e quindi il Cagliari gioca più da 2-2 o da 2-1. Ti faccio una domanda perché è interessante. Tu, se fossi Cicerani, la partita della vita, o meglio il momento della vita, i 3-4 minuti dove devi vincere una finale, un trofeo, te lo giocheresti con Sacchi e Olivieri insieme? Ti dico di no, sai perché? Perché comunque se non metto Sacchi e Olivieri c'ho dentro Vecchione o Privitiera. Certo. È vero. Dici, c'ho gente troppo forte. Però le altre due mi garantiscono il palleggio e la fase difensiva. Palla giocata vicina su Aurora Saraniti, alleggerimento per Vis, 4:40 al 36esimo, poi solo recupero, ricordiamo tempo non effettivo nel femminile così come nell'Under 20, non è così invece per Pool Scudetto e Pool Promozione. Lancia nello spazio per Olivieri, può saltare Vis, lo fa, porta vuota, Olivieri cerca Vecchione, Vis tocca, recupera posizione e pallone e allora mette a tacere l'azione del Cagliari, ricomincia Todaro, dribbling interno rischioso su Vecchione, poi circunnaviga il pallone, si complica un po' la vita ma passa a ragione lei, Elenia Todaro. Che tenuta ha Todaro e che altruismo, sì, che bontà, che professionalità c'ha Olivieri, che salta il portiere e poi prova a metterla dentro e fa la cosa giusta perché forse era troppo non c'era angolo, non c'era angolo per metterla dentro, però questa giocatrice non si risparmia mai, fatelo dire da una che ce l'ha avuta, non si risparmia mai a nessun allenamento, già durante il riscaldamento lei può andare forte. Dribbling di Saraniti e calcio di punizione, una posizione molto defilata per il Catania, continua a farci vedere buone cose Saraniti. E a questo punto il Cagliari non deve fare mai questo errore, sopra di due il Catania l'unico modo per rientrare è il piazzato, allora non li devi far rientrare, anche perché se girano palla è tempo per te, anche perché su quel dribbling Saraniti andava sul sinistro in una zona di campo francamente non pericolosa, diventa pericolosa se c'è la possibilità di battere un calcio piazzato. Esattamente, non c'è nessun motivo di far fallo, fai scorrere il tempo, falle tenere palla, falle tornare indietro, perché è tutto tempo per te. In queste cose bisogna crescere e queste partite servono anche per questo. Punizione per Saraniti, cerca il palo lontano, palla sul fondo, bella idea. Bellissimo, bellissimo, complimenti. 2007, ricordiamoci. Saggion, la pressa Suriano, cambio gioco per lo scatto profondo da parte della numero 20 che è Borrelli, non ci arriva perché esce Vis. Ricordiamo che domani il programma della Serie A femminile inizierà alle 11:30 con il primo atto del derby di Terracina. Ci sarà Gigi? Domani no. Domani no, ci lasci anche per la Supercoppa. Anche per ti lascio, mi lasci totalmente. Ho impegni familiari. Al tiro di Borrelli che centra la traversa. Palla per Maiara Izzola, butta fuori. Clamorosa tripla occasione per il Cagliari. Per Maiara, sai che ti dico che questo gol sarebbe servito molto. Anche perché
molto importante per questa ragazza. Dopo una buona partita fare questo gol ti dà sicurezza, ti dà consapevolezza, ti fa crescere, no? Quindi peccato che non l'abbia buttata dentro, per lei ovviamente. Borrelli prova a muovere questo pallone, non ci riesce sulla pressione di Lot che continua a correre inesauribile. Poco fa un miracolo su Olivieri che stava calciando a botta sicura. Ancora Maiara, vuole il destro, bloccata Maiara, altra chance, la palla passa con deviazione, calcio d'angolo per il Cagliari. Qui è bravo ad andare addosso al pivot, deve crescere, deve capire quale contromovimento Non è fare. calcio d'angolo, non c'è deviazione. Quale contromovimento fare e da quale parte andare. Dopo che fa il contromovimento a entrare deve uscire. Così Privitera gliela mette nello spazio giusto quando lei ha perso il suo difendente. Invece è andata dritto per dritto, queste cose si allenano e col tempo sicuramente le verranno più facili. Andiamo a dare anche uno sguardo generale al calendario. Come detto, domani alle 20:30 la Supercoppa, aprirà il programma invece alle 11:30 il derby di Terracina nell'altro gruppo, il gruppo A. Intanto Diodato in area di rigore, prova a passare Diodato, si spegne l'azione del Cagliari e c'è anche fallo da parte del numero 11. Sabato si gioca di mattina il campionato di Serie A femminile con il ritorno fra Terracina e Lady Terracina e Genova Cagliari che si affronteranno ancora una volta dopo le due gare di Coppa Italia, e poi Genova e Catania domenica 23 alle 9:30 chiuderanno il programma della Coppa Italia femminile della Serie A femminile. Tutte e 6 le gare, compresa quella di Supercoppa, saranno trasmesse sul nostro canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Poi l'ultimo atto, come detto, la prossima settimana a Viareggio nel grand finale, o meglio anticipo di finale perché ci sarà anche la Final Four Under 20 e i playoff di pool promozione l'1, il 2 e il 3 agosto, ma insomma il piatto forte è quello del 30 luglio 16:30 diretta da Zona, finale femminile 18:30 circa diretta da Zona. Gli orari verranno comunicati con un comunicato credo lunedì mattina della finale scudetto di Serie A. Qui altro fischio di Pancrazzi per play di valutare... Vecchione che la butta fuori perché c'è una ragazza Sì. a terra del Catania. Quando Saggiorni imposta e palleggia c'è da stare zitti e chiedere anche il biglietto, perché per eleganza, stile e classe forse non ce n'è per nessuno. Finocchiaro rimasta per terra, colpita dal contatto precedente, adesso si sta rialzando lo numero 9 del Catania, tempo scaduto, probabilmente potrebbe essere l'ultimazione quando si riprenderà il gioco della partita. Cagliari che, come hai detto, tornerà in campo con il Genova sabato, quindi anche un giorno per riposare. Possiamo dire che parliamo di una squadra favorita anche per arrivare in finale. Assolutamente sì, perché nel quintetto iniziale è illegale, ha due portieri di grande livello. I cambi, le rotazioni non sembrano da meno perché stanno prendendo confidenza con la sabbia e con la squadra. Mi riferisco a Diodato e alla stessa Borrelli stessa, Maiara, quindi è una squadra sicuramente favorita anche per il titolo. Diodato prova a calciare, mette il pallone alto sopra la traversa, riprende palla Vis, può fare ripartire il Catania, un po' scoperto il Cagliari. Saraniti allora ha una chance, perde però il tempo per calciare. Buona la corsa all'indietro di Diodato, poi Lot ha fatto una partita di grande sacrificio e quindi ha perso un po' di smalto davanti oggi Lot, perché ha dovuto giocare 36 su 36, soprattutto coprire, chiudere nella fase difensiva. Qui Lot di fatto la passa a Previtera che può trasformare l'azione da difensiva in offensiva andando dritto da Vecchione, 1 contro 1, Vecchione sull'interno, Previtera incrocia, Vecchione passa di forza, Vecchione col destro, bello, accarezza il palo e manda sul fondo. Hai mai visto Zico difendere come Cannavaro? Saggiorni. Io così però non ce la faccio, Gigi. Prova con il commento di Diletta a intervenire. Tutte e tre insieme. Finisce la partita 2-0 per il Cagliari. Gol di Privitera e di Sacchi. Fra poco con Veronica Privitera da Bordocampo. Ti devo congedare, Gigi, è stato bellissimo e domani ti voglio qui. Ciao, è stato bellissimo, grazie Peppe. Col minimo sforzo vince il Cagliari e onore al Catania però. Grazie tanti a Gigi Mardente. Grazie a fra poco con una protagonista a Bordocampo.
Con Veronica Privitera era una partita che stava diventando difficile, forse dicevamo con Gigi Mardente avevate ancora un po' negli occhi la vittoria della Coppa e avete messo un po' di tempo a entrare dentro, poi ci hai pensato tu. No, guarda, la vittoria della colpa no, perché Coppa, scusate, sono stanca. No, perché comunque dopo la vittoria abbiamo azzerato tutto, perché era subito il giorno dopo si doveva pensare al campionato, quindi un'altra competizione. Forse abbiamo accusato un bel po' la trasferta. È stata abbastanza lunga, un po' di intoppi durante il viaggio, però dai, aspettare poi tutta la giornata, alle 5:30, la partita, fa tanto per noi. Vincere aiuta a vincere, oggi anche clean sheet, vi sentite favorite almeno per arrivare in finale? Ma guarda, mai dire mai essere favorite, però comunque ci trasmette consapevolezza e anche voglia di fare bene. Quindi come dici tu, può essere vincere su vincere, possiamo andare sempre avanti e continuare il nostro percorso positivo. Ti faccio l'ultima, il tuo merito è quello delle altre senatrici di questa squadra, è quello che state facendo inserire tante giocatrici anche nelle rotazioni. Fai anche da esempio alle varie Borrelli, per esempio mi viene in mente lei che ha fatto molto bene nel terzo tempo. Sì, molto, Borelli, Diodato, anche perché sono giocatrici che possono fare bene nel beach soccer, le abbiamo inserite ed è giusto anche loro abbiano questo minutaggio. Quindi... Grazie! No. Grazie a Veronica Privitera, fra poco Catania, l'Energy Pisa, restate con noi.